buonasera al pubblico di Veneto Oggi, ben ritrovati con Volley Time, l'appuntamento immancabile ormai del mercoledì sera. Allora passiamo subito a conoscere quelli che sono i nostri ospiti, che questa sera sono un po' diversi dal solito. E allora qui alla mia sinistra ho Michele Bazzeato, presidente preparatore atletico della Benj Rovigo Volley. Buonasera Michele. Poi Nicola Settini, componente CDA della Benj Rovigo e presidente anche della quarta commissione consigliare del comune di Rovigo. Scopriremo dopo perché ci tengo a puntualizzare anche questa seconda qualifica. E l'immancabile Nicola Benini. Ciao Nicola, ben trovato, ben trovati a tutti. E allora cominciamo proprio con Nicola Settini, a cui appunto chiedo, con 8 vittorie consecutive in campionato, cosa vi aspettate ovviamente da adesso alla prosecuzione del campionato? Innanzitutto buonasera. Buonasera. Niente, quest'anno diciamo che rispetto allo scorso anno la situazione è totalmente cambiata, nel senso che l'anno scorso il campionato era, diciamo così, una scommessa che poi è risultata vinta visto i risultati che abbiamo avuto. Quest'anno invece la squadra è stata costruita appositamente per vincere il campionato e vincere anche possibilmente la Coppa Italia, che sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Certo, una seconda stagione di attività comunque con delle grandi soddisfazioni. Con delle grandi soddisfazioni, una squadra ben preparata e ben allenata, insomma, quindi i risultati si vedono e spero che continuino, insomma, a lungo. Certo. E allora Nicola, le ragazze si stanno riposando, non c'è stato il turno di campionato questa settimana e allora questo turno di riposo aumenterà la concentrazione? Beh, adesso le ho riviste abbastanza serene lunedì, dopo il weekend lungo che abbiamo concesso di riposo, meritato peraltro, e le ho viste abbastanza cariche, abbastanza serene, sono consapevole che non è stato fatto niente e stiamo cercando anche noi che le alleniamo di fare proposte un po' nuove per crescere ulteriormente il nostro livello di gioco e per stimolare ancora di più la loro concentrazione e la loro applicazione. Sembra tutto sereno, speriamo che sia un segnale positivo. Certo. E allora per la prima volta questa sera con noi anche il preparatore atletico, lo ripetiamo, della Benj, Michele Bazzeato. Allora innanzitutto spieghiamo un po' qual è la differenza tra l'allenatore e il preparatore atletico. Beh, intanto buonasera a tutti. Buonasera. E da un punto di vista pratico, chiaramente il tecnico cura espressamente la parte tecnica e la parte tattica della squadra. E la figura del preparatore fisico, preparatore atletico, è colui che invece deve lavorare sulla parte di preparazione atletica pura, quindi parte prestativa e preventiva. Cioè io che cosa faccio? Faccio semplicemente quel lavoro che serve all'atleta per avere una carriera agonistica più lunga possibile e priva di infortuni, e poi prestativo perché deve avere comunque una prestazione di un certo tipo. Certo, quindi dal punto di vista della concentrazione, quindi del morale più o meno abbiamo capito, ma dal punto di vista fisico? Dal punto di vista fisico, weekend, questo turno insomma, di riposo? Ecco, questo turno di riposo era indispensabile perché arrivavano da una serie di 4 partite molto importanti per le quali c'è stato un dispendio fisico ed emotivo pesante, direi, quindi questo weekend era necessario per rifiatare un po', per ricaricare le batterie, ed è stato sicuramente sfruttato al meglio, tant'è che venerdì scorso abbiamo fatto una seduta di piscina proprio per defaticarle al massimo. Quindi è importante anche alternare una varietà di sport, non focalizzare soltanto le ragazze su quella che è la preparazione atletica specifica ovviamente della pallavolo. In determinati momenti, non sempre, nella fase agonistica, quindi nella fase centrale del campionato, puoi permetterti di staccare un po' dalla pallavolo, perché queste sono ragazze che si allenano 4-5 volte a settimana, più la partita, vivono di pallavolo, un attimo la testa e anche il corpo deve staccarsi da questo ambiente.
ritornando senza però dimenticare che si vive di pallavolo. E tra l'altro sabato si torna in campo, si torna in campo, di più nuovo carica di bisogna prima. riprendere la carica e la concentrazione. Allora Nicola Settini, io ti chiedo, sabato si torna in campo e si scende contro il Pallavolo Meduna, una formazione che attualmente è al penultimo posto in classifica, che nel girone di andata ha vinto un solo set contro la Benj, e quindi che partita sarà? Sarà sicuramente una partita difficile, perché soprattutto con le squadre che hanno bisogno di punti, vista anche la situazione attuale in classifica del Meduna. Scusi un secondo, intanto se dalla regia vogliono anche mandarla alla classifica, così mentre parliamo riusciamo anche a vedere questa posizione che è la prima, con 40 punti. E, come vedete la Pallavolo Meduna è al penultimo posto della classifica, quindi ha bisogno di punti per salvarsi, e quindi presumo insomma che sarà una partita molto dura, soprattutto ripeto con queste squadre che hanno bisogno di punti, e sicuramente saranno molto più aggressive e molto più forti, più determinate in campo, più forti moralmente, perché vogliono vincere, certo. E Nicola, sicuramente un avversario quindi che ha bisogno di punti, questo Meduna. Sì, il pericolo è quello di arrivare da primi e sottovalutarlo pensando che ci regalino la partita. Il problema sarà approcciarlo nel modo giusto, però secondo me non deve essere considerato un problema, dobbiamo essere consapevoli di quello che è il nostro valore e mostrarlo. Cosa servirà fattivamente, concretamente servirà alla Servirà giocare come stiamo giocando in questo momento, approcciare la partita come se fosse la partita contro Belluno, con un avversario che dà motivazioni di per sé, cercando di dimostrare che noi siamo lì, che la pausa ci ha fatto bene, ma che comunque non abbiamo staccato la spina, siamo lì per raggiungere l'obiettivo. Di sicuro poi le ragazze sono cariche anche dopo le vittorie di Coppa, quindi aggiungono carica. Sai, carica è una cosa, euforia diventa pericolosa, perché tendi a sottovalutare quello che è l'avversario che hai di fronte. Poi noi abbiamo vinto anche dei set in recupero, quindi abbiamo mostrato anche una certa capacità di reazione, e non dobbiamo dare per scontato però che ci giri sempre bene, quindi io ci tengo molto a sottolineare questa cosa, perché vincere in recupero su Belluno, in recupero su Fratte, ti dà molta consapevolezza, ma stai comunque sfidando la sorte, perché comunque la squadra che hai di fronte può sempre metterti in difficoltà, e a te può non girare bene una sera, e quindi sottovalutare un impegno come quello di sabato può diventare soprattutto perché molto forse pericoloso. saranno più aggressive del solito le ragazze del Meduna, dal momento che loro non hanno niente da discorso, perdere. contro di noi nessuno ha niente da perdere, quindi buttano tutto quello che possono in campo, e il rischio è di non essere preparati e non aspettarselo. A ricevere il colpo, certo. Invece Michele, quanto lavoro di preparazione atletica c'è dietro una squadra di B2? Beh, il lavoro di preparazione atletica quest'anno sicuramente è maggiore. Le ragazze in questo biennio stanno crescendo atleticamente, fisicamente, bisogna fare ancora tanto lavoro. Erano atlete che non avevano una cultura fisica di un certo tipo. Lentamente, proprio in questi 2 anni, sono cresciute proprio a vista d'occhio e anche chiaramente testate, e si vede in campo, insomma, hanno una tenuta. Io sono molto soddisfatto di come stanno giocando adesso, della risposta fisica che danno. Poi, ci sono molte ragazze che sono tra l'altro entrate da poco, e quindi tu vedi che la squadra è ben amalgamata? Sì, devo dire di sì, è un bel gruppo, si trovano spesso anche fuori dal campo, quindi questo si vede poi fisicamente, ma anche emotivamente sui momenti più duri della partita, tant'è che anche ultimamente abbiamo affrontato delle situazioni non proprio facili, e da cui però siamo venuti fuori, insomma, a testa alta, vincenti. E a che punto è la preparazione atletica delle ragazze? Questo punto è un punto abbastanza avanti. In questo momento qua non voglio scendere troppo nel tecnico, però hanno fatto un carico importante proprio ieri sera di lavoro, e per le prossime 4 settimane invece cercheremo di stare un po' più leggeri, visto l'importanza delle partite, però sono comunque sempre in preparazione fisica. Questo vorrei sottolinearlo, non è che fanno una settimana poi, tutte le settimane lavorano
con più o meno carichi chiaramente, Certo. dipende dalla partita. C'è bisogno anche di tirare il fiato ogni tanto. C'è bisogno di tirare il fiato. Nicola Settini, lei è uno dei fondatori della Bench Volley e da lei vorremmo un po' scoprire insomma come è entrato in contatto con il presidente Monesi e ovviamente con tutti gli altri componenti della società e quindi come poi è nata questa società. Beh, con il presidente Monesi ci conosciamo da ragazzini, è un'amicizia di vecchia data e quindi non c'è stato mai nessun tipo di problema. Peppe lo conoscevo per Andrea Scanavacca. Diciamo chi sì. è. Andrea Scanavacca, Sveliamo scusate. anche questo. Scusate, ma è conosciuto nel mondo sportivo, è conosciuto col nome di Peppe. E Peppe Lo invece... salutiamo anche Andrea, visto che nelle prime puntate era stato anche nostro ospite, poi adesso manca da un po', però ciao Andrea. È impegnato con le Final Four. Sì. E dopo spiegheremo anche. Certo, ora ci arriviamo. Con Peppe invece è un'amicizia che è nata perché la sua ragazza giocava nella pallavolo all'Endinara e da lì è nato, ci siamo parlati ed è nato un po' qualcosa. Poi cosa è successo? È successo che parlando anche con Monesi, che all'epoca era il presidente lo sponsor, main sponsor della pallavolo di Lendinara, Sì. ho scoperto che Andrea e Antonio avevano le stesse idee, avevano gli stessi obiettivi e si voleva appunto costruire qualcosa di importante a Rovigo. E da lì è nata questa cosa. Poi dopo abbiamo trovato Fabio Volpe, che è l'altro componente del CDA, che abbiamo conosciuto, abbiamo anche avuto ospite. Il quale sappiamo tutti, insomma, i trascorsi, soprattutto nel mondo della pallavolo, è stato anche presidente nazionale e vicepresidente nazionale. E da lì è nata la Bench Volley Rovigo, insomma. Ecco, qual è il suo ricordo adesso più bello legato alla Bench? In questo momento è stato quando l'anno scorso ci siamo qualificati all'ultima giornata del campionato per i playoff. Spero che quest'anno diventino quando vinciamo il campionato e quando alziamo la Coppa Italia. Okay. Vedo qualcuno che tocca ferro, ma insomma non dico chi. Allora, Michele, anche tu sei entrato a far parte della Bench quasi da subito, vero? Quindi è stata sicuramente per te una bella soddisfazione anche questa, immagino, perché all'attivo vanti anche delle importanti esperienze con società già grosse come anche il rugby Rovigo. Con la quale tuttora collaboro, chiaramente. Sì, è una grossa soddisfazione. Sono arrivato alla Bench grazie ad Andrea Scanavacca, con il quale ho giocato anni fa a rugby, perché io provengo dal rugby, e attualmente quindi collaboro con la Rugby Rovigo, ma da un paio d'anni quindi con Bench. Devo dire che mi dà grossa soddisfazione lavorare con le ragazze, perché io ho lavorato prevalentemente sempre con atleti uomini e sono molto soddisfatto perché sono ragazze, sono veramente atlete, quindi quando è ora di lavorare lavorano e questo mi ha dato chiaramente per uno che fa il mio mestiere, per il mio lavoro, è veramente soddisfacente. È una spinta in più. E la società? La società mi ha sempre supportato, mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare e sono solo che contento. Per me questa esperienza fino ad oggi è sicuramente più che positiva. Molto bene. E allora adesso passiamo un attimo a parlare di Coppa Italia. Si giocheranno ad aprile le Final Four e intanto si è anche completato il quadro delle semifinaliste che, lo ricordo, sono il Bentley Pinerolo Torino, il Properzi Volley 2000 Lodi e Airitech Siplast Messina, quindi Torino, Lodi, Messina e la nostra Bench Rovigo. Allora Nicola, ti chiedo che squadre sono quindi queste finaliste che la Bench incontrerà? Sono squadre che stanno facendo bene nel loro campionato, nel rispettivo girone. Si sono qualificate per la Final Four, quindi sono squadre che hanno mostrato continuità durante l'anno e che saranno squadre di valore sicuramente. Nel dettaglio dire quale delle tre sia più pericolosa o elencarne punti di forza e punti deboli ancora non siamo in grado di saperlo, perché ci stiamo raccogliendo materiale per studiare gli avversari. A caldo quale temi di più? A caldo nessuno in particolare. Io credo che per vincere una Final Four o comunque una competizione in generale devi potertela giocare con tutte, devi sapere cercare di vincere con tutte. Questa è una questione anche di mentalità con cui affronti la cosa. Guarderemo nelle settimane successive un po'
i video degli avversari, però non credo che la loro posizione attuale in classifica nei rispettivi gironi ci possa fornire tante indicazioni, perché dipende molto dal livello del girone in sé, sì, e quindi degli avversari che hanno affrontato e anche dalla loro annata, perché magari un infortunio o meno può creare una flessione o meno di risultati, quindi questo io credo che sia poco indicativo. Guarderemo un po' le partite e cercheremo di capire un attimo con chi dobbiamo incrociare le lame. Allora, in vista delle Final Four, appunto, noi abbiamo Nicola Settini, invitato qui anche in qualità di presidente della quarta commissione consiliare del comune di Rovigo. Dicevo prima perché ci ho tenuto a sottolineare questa seconda qualifica, perché Nicola, io vorrei chiederle, appunto a proposito della Coppa Italia, dal momento che anche nella scorsa puntata di Volley Time avevamo accennato alla possibilità che queste competizioni si possano svolgere proprio a Rovigo, a che punto è lo stato dei lavori? Allora, stiamo lavorando e ci stiamo impegnando tutti insieme, società e amministrazione comunale, perché ciò avvenga a Rovigo. Perché? Perché riteniamo la cosa molto importante, la riteniamo una vetrina importante a livello nazionale per il comune di Rovigo e molto importante per la città, perché viene a portare gente, quindi vuol dire arriva gente a Rovigo, vuol dire turismo, vuol dire i centri commerciali che lavorano, vuol dire insomma economia. E quindi insomma ritengo che sia una cosa fondamentale, insomma, portare a Rovigo questa manifestazione. La risposta della città attualmente qual è? La risposta della città attualmente, la città risponde bene, mi sembra, alle partite. Il pubblico cresce di partita in partita grazie anche ai risultati delle ragazze. E quindi spero che anche per le Final Four, se riusciamo a portarle a Rovigo, come io spero e mi auguro, spero che la città risponda, ma sono sicuro che risponderà, come sono sicuro che arriverà gente anche dalle zone limitrofe, quindi parlo di Verona, di Padova, di Ferrara. Certo. Sarebbe importante, insomma, per Rovigo una vetrina così, anche perché credo che sia la prima volta che succede questa cosa a Rovigo per quanto riguarda il volley, perché abbiamo avuto una finale di Coppa Italia per quanto riguarda il rugby, la finale allo scudetto del rugby, e insomma ci manca il volley. Soprattutto data la bella stagione giocata dalla squadra, aggiungerebbe orgoglio al già orgoglio e lustro. È lustro, certo. Quindi insomma possiamo ben sperare, possiamo ancora credere che ciò avvenga, cioè che la Final Four si possa giocare a Rovigo? Io lo spero, ripeto, stiamo lavorando perché ciò accada. Qual è l'ostacolo principale per cui ad oggi non si può sapere? Non si può sapere perché innanzitutto la federazione cosa fa? La federazione chiede l'impegno alle 4 squadre finaliste di organizzare la finale. Voi sapete che c'è un impegno economico e lì, se magari succede che sono tutte e 4 le società che vogliono organizzare questa competizione, lì si va all'apertura, diciamo così, tra virgolette, all'apertura delle buste, quindi si va a vedere l'offerta, quella migliore, quella più vantaggiosa, e quindi lì vediamo, insomma, stiamo cercando sia come società che come amministrazione comunale degli sponsor adeguati perché ciò accada, insomma. Stiamo facendo di tutto, ripeto, perché ciò avvenga a Rovigo. Allora, buon lavoro. Intanto Nicola, ti volevo chiedere un po' a livello, diciamo, non sentimentale ma quasi, quanta importanza avrebbe giocare le Final Four in casa? Noi sappiamo già che la Benj ci tiene a questo palazzetto di Rovigo inviolato, almeno per quanto riguarda il campionato. Ma no, io credo che il Presidente, ma poi tutti, noi anche dello staff tecnico, ma anche le ragazze, ci teniamo a che il palazzetto rimanga inviolato. Penso che sarebbe importante perché avere il sostegno del pubblico in uno scontro o vivi o muori, nel senso devi vincere per andare in finale, sia molto utile, molto importante, sia una persona in più in campo quasi. Certo. Perché io mi ricordo la partita di Fratte vinta al photo finish, un set perdevamo di 3 punti, sul finale
chi è entrato con la giusta carica, c'è stato un cambio che ha prodotto qualcosa di tecnico, ma anche il sostegno di tutto il pubblico, gli incitamenti, credo che abbiano amplificato la carica che c'era in campo, e quindi è una bella mano, e giocarsi delle partite così importanti in casa credo sia un aiuto importante. Sì, morale, psicologico ovviamente. Assolutamente sì. Michele, tornando sempre al ruolo di preparatore atletico, la pallavolo ha diversi ruoli in campo. Ce n'è uno tra questi che ha bisogno di una maggiore cura, di una maggiore preparazione? Beh, io credo che il ruolo della banda, lo schiacciatore, sia quello che riceve più sollecitazioni. È stato comunque calcolato da studi specifici chiaramente in ambito pallavolo che in questa serie, in questa categoria, siamo sugli 80, 100, 110 salti a partita. Sommati poi ai salti che si fanno durante gli allenamenti, la sollecitazione, il livello articolare e muscolare è importante. Quindi sono quei ruoli che devono essere un po' più curati, con rinforzi specifici a livello articolare, caviglia, ginocchio, anca, schiena, e proprio per prevenire quello che dicevo prima, per prevenire qualsiasi tipo di infortunio, quindi dei lavori molto specifici per dare vita all'atleta, una vita che sia chiaramente ad alto livello ogni volta che entro in campo. Quindi sicuramente a livello proprio del tuo ruolo nella squadra, di cui ovviamente sei adesso artefice come preparatore atletico, quanta difficoltà c'è, se ce n'è, altrimenti insomma raccontaci un po' il tuo lavoro proprio all'interno della... Beh, io diciamo curo chiaramente prettamente la parte fisica, mi avvalgo della collaborazione, ma come fa giustamente lo staff tecnico composto da una fisioterapista che fa la parte sanitaria medica, giustamente, io costruisco fisicamente le atlete. Dicevo prima che sono partite 2 anni fa con determinati carichi, determinati lavori, quest'anno sono cresciute, si sono evolute, c'è lavoro da fare ancora, però è un lavoro lungo e lento, un lavoro lungo e lento e costante che le ragazze affrontano decisamente in maniera positiva, perché io posso proporre questo tipo di allenamento, ma se non ho risposta agli atleti mi trovo chiaramente non si va avanti, e c'è un lavoro importante di muscolare, articolare, di prevenzione. C'è un discrimine anche a livello di fisicità e ruolo? Sicuramente sì. Cioè se c'è una ragazza che ha voglia, perché è un suo sogno giocare un tale ruolo, è uno dei tuoi compiti quello di consigliarla invece di allenarsi per la pallavolo, ma di cambiare ruolo, di cambiare quindi la sua... Beh, questa è più una parte tecnica, o meglio, io posso consigliare il tecnico e dirgli che questa ragazza, questa atleta ha determinate qualità, salta più in alto, ha delle risposte elastiche di un certo tipo, quindi potrebbe fare, poi chiaramente in ultima istanza, ma come è giusto che sia, deve essere il tecnico a decidere qual è il ruolo giusto per la persona e che cosa deve fare. Io posso consigliare fisicamente il tecnico che cosa può fare questa ragazza. Quindi tra allenatore e preparatore atletico c'è un continuo scambio di idee e di opinioni. Deve esserci. E tra di voi c'è, visto che ci siete tutti e due, no? Diciamo che la nostra stagione è iniziata il 20 di luglio di quest'anno, quando la stagione ufficiale è iniziata invece a fine agosto. Io e Nicola già a luglio ci siamo sentiti, chiamati, messaggiati, avevamo già programmato e pianificato la stagione, almeno nella prima parte, perché poi la pianificazione arriva in base ai risultati che si ottengono durante la stagione. E ci sentiamo regolarmente, almeno 4-5 volte a settimana, per cui deve esserci questa collaborazione, perché io devo sapere quello che fa lui e lui deve sapere quello che faccio io. Certo, in sinergia, senza bisogno di comunicare per forza, diciamo. Porta al risultato d'eccellenza. E con il resto dello staff tecnico? Beh, il contatto maggiore è con Nicola, perché siamo uomini da campo, quindi ci troviamo fisicamente ad affrontare problematiche con le ragazze. Con il resto dello staff c'è sempre comunque la comunicazione con la fisioterapista, perché deve dirmi come stanno le ragazze e io rieduco, cioè dopo che loro hanno subito un trattamento, fatto un trattamento fisioterapico, io devo capire fino a dove posso spingermi con queste ragazze, previo consulto chiaramente del fisioterapista. E con il tecnico invece abbiamo proprio la parte finale, cioè può entrare, può fare, oppure deve ancora riposare o deve fare altri lavori diversificati. Noi tra l'altro sappiamo che l'allenatore di questa squadra, un tale Nicola Benini, è anche un po' scaramantico, lui dice di no, ma in realtà lo è. E tu? No, io sì, anch'io, devo dire che non come lui, però anch'io.
Anch'io, io quando vado a vedere le partite per esempio mi metto sempre nello stesso punto, ecco. non sono proprio Sì. così, Non li sveliamo così tutti fiscale, magari, però sennò poi... diciamo sono Sì. più razionale, più pratico, magari, sono convinto ecco, delle potenzialità delle ragazze e di quelle... però quel mi fido pizzico più. di Però sì, non guasta mai, scaramanzia non guasta mai. Nicola, non te lo chiedo, so che non ce lo diresti mai, vero? Qual è uno dei tuoi... Ne ho tanti, sono scaramatico su tante cose, anche, non lo so, ne ho veramente tante, qualcuna non la rivelerò neanche sotto tortura. Vabbè, certo, immaginavo. No, per esempio una cosa che facciamo spesso è il video il sabato prima della partita, perché quando abbiamo cominciato a farlo abbiamo cominciato la nostra striscia positiva, quindi abbiamo continuato con questa, diciamo, con questa usanza, sì. ma come quella tante, anche riti pre-partita con, con il team manager, ce ne sono tanti, poi Vabbè, gli altri contano lasciamoli... relativamente, lo so anch'io che contano, a livello pratico contano poco, però non si... danno aiutano, serenità, danno tranquillità. danno serenità, esatto. Invece Nicola, io le chiedo, visto che sono presenti entrambi, allenatore e preparatore atletico, vuole approfittare di questo momento per dirgli qualcosa, dire loro qualcosa, entrambi ovviamente? Io posso solo che dire buon lavoro, augurare buon lavoro ad entrambi e augurare insomma le più grandi soddisfazioni a livello sportivo, insomma. E allora, in vista della partita di sabato, c'è qualcuno di voi che vuole spendere due parole pro o contro questo scontro di quarta giornata di campionato di ritorno, ricordo? Io posso dire che le ragazze sono in forma, questo posso dirlo. Quindi questo ci e tranquillizza qui già. Là non vado, non Ecco. voglio sbilanciare. Consigli? Ce ne sono? Bisogna vincere. Bisogna vincere, mi sembra di rivedere il Presidente in questa risposta. Nicola? No, io l'ho già detto prima, penso che sia una partita chiaramente alla nostra portata, va approcciata bene. Molto bene, allora in bocca al lupo alla squadra. Io vi ricordo ovviamente l'appuntamento in campo con la Benj contro il Meduna di Livenza, col pallavolo Meduna, è per il 25 febbraio, quindi sabato alle ore 21, per la quarta giornata di ritorno di campionato. Mentre vi ricordo anche che la Benj la potete seguire costantemente sul sito internet benjrovigo.it, ovviamente l'appuntamento del mercoledì con Volley Time, e io per oggi mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.